Alcuni osservatori, tra le varie letture che sono state date di questa crisi, c'è anche chi sostiene che siano stati proprio Zaia e Fontana a premere con Salvini per staccare il governo. Ma guardi, noi non guardiamo indietro, guardiamo avanti. Ok, un paio di domande locali. Allora, visto che siamo a Portogruaro, due domande sul portogarese. Allora, quelle che si vedono là in fondo sono case ATER. Cosa vogliamo dire a chi si è visto recapitare affitti 3, 4, 5 volte di più? E poi le altre due domande che sono collegate, visto che siamo sulla viabilità. Il casello di Bibione si farà e quello di Sestino si sposterà? Ma guardi, io sui due caselli non le so dire, cioè nel senso che non ho informazioni definite, quindi io non sono quello che fa gli annunci. Per le case ATER invece le dico che nessuno vuole fare angherie nei confronti degli inquilini, però è bene ricordare una cosa, che è stata fatta una delibera anche la scorsa settimana dicendo che chi ritiene di aver avuto un sopruso, avere l'algoritmo che gira male con aumenti fuori dai criteri, può tranquillamente chiedere di aver valutato la sua situazione. Però non possono ricordare, primo, che su 40.000 inquilini 7.000 hanno avuto la riduzione dell'affitto, di questo nessuno mai ne parla. Due, che abbiamo 14.000 veneti e non veneti, peraltro sono 10.000 veneti e 4.000 immigrati che sono residenti da almeno 5 anni in Veneto, che chiedono una casa, hanno redditi bassissimi. Tre, che è fondamentale pensare che le case ATER si debbano dedicare a coloro che hanno difficoltà a sbarcare il lunario. Quando trovo situazioni nelle quali c'è una signora su 250 metri quadri che decide che va bene anche pagare 700 euro al mese, deduco che questa signora possa andare anche sul libero mercato, visto che è da sola su 250 metri quadri e posso fare 4 appartamenti. Quando trovo qualcuno che ha anche una milionata di euro in banca e magari si ritrovava a pagare poco più di 20-30 euro di affitto al mese, penso che ci siano operai pensionati che abbiano più diritto di questa persona. Quindi nessuna angheria contro nessuno, però dobbiamo dare la priorità a chi è veramente in condizioni disagiate. Ultimissima battuta, lei ha parlato di problemi nazionali, insomma, legati al nazionale. Il prossimo anno Portogruaro va al voto e c'è un riflesso anche lì di collegamento, forse si andrà al voto anche prima, forse per il nazionale, ma forse l'anno prossimo. Ci può anticipare qualcosa visto che c'era la senatore, ne avete parlato? No, guardi, io non mi occupo di sta roba, se mi chiedi di sanità, di viabilità, di case Ma ATER. è sempre venuto a sponsorizzare... Invece io in campagna elettorale sono sempre presente, però è pur vero che rispetto le decisioni del territorio, quindi non mi intrometto su questo. Grazie. Presidente, una domanda.